Telespettatrici e telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un telegiornale, quello di oggi, che è particolarmente ricco purtroppo di cronaca, perché sulle strade della nostra regione dobbiamo registrare nelle ultime ore l'ennesima strage. Sono difatti diverse le persone che hanno perso la vita, ne parleremo tra poco nel corso del nostro telegiornale, ma registriamo in queste ore anche l'ennesima tragedia della montagna, con un ragazzo di 26 anni precipitato in un canalone e morto. Un altro ragazzo veneto è morto sempre in montagna in Abruzzo. E poi c'è l'ennesimo femminicidio, perché c'è stato un colpo di scena sulla morte di una donna, morte che era avvenuta un anno fa ad Abano Terme ed era stata classificata come suicidio. In realtà le prove raccolte dagli investigatori hanno dimostrato che di suicidio non si è trattato, ma si tratta dell'ennesimo femminicidio. Tanti quindi i temi che affronteremo nel corso di oggi. Dicevamo della tragedia della strada. Ieri sera a Cavallino Treporti si è verificato un gravissimo incidente, un'auto è finita contro uno scooter, due le persone che hanno perso la vita in via Fausta, vicino alla chiesa di Cavio. A perdere la vita sono due coniugi cittadini tedeschi di 66 anni che erano in vacanza in campeggio, ospiti del camping Cassavio. Erano arrivati solo sabato scorso per trascorrere appunto qualche giorno di vacanza sul litorale veneziano, come erano soliti fare da tanti anni. I due coniugi erano in sella allo scooter e stavano transitando in via Fausta quando si sono scontrati frontalmente con una Renault con a bordo una famiglia di Mestre, in tutto 4 persone, mamma, papà e 2 bambini. I mestrini sono rimasti illesi, mentre purtroppo per la coppia di tedeschi non c'è stato nulla da fare. Torneremo a parlare di questa tragedia tra poco con la nostra Ilaria Marchiori, inviata appunto a Cavallino Treporti. Ma ieri sera c'è stata anche un'altra tragedia della strada, si è verificata a Nervesa della Battaglia. A perdere la vita un noto imprenditore di Spresiano, finito fuori strada con la sua moto. E proprio da Spresiano abbiamo in collegamento Christian Arboit con la collaborazione tecnica di Renato Capoia. A te Christian, buongiorno. Buongiorno Marta, a te e tutti i telespettatori di Antena 3 anche da parte di Renato Capoia. Mi trovo, come hai detto te, a Spresiano, una comunità che per l'ennesima volta deve fare i conti con un lutto, la morte di Alberto Borsoi, questo 52enne che ieri sera ha perso la vita qui poco distante sulla strada provinciale a Nervesa della Battaglia, nella zona di Bidasio. Ma appunto per ricostruire la dinamica di questo ennesimo incidente sulle strade della Marca, Marta, vi mostriamo il servizio con le immagini di Mattia Pizzaia. È andato dritto alla curva, ha fatto un volo ed è finito nel fosso. Sono le agghiaccianti parole della giovane che ieri sera attorno alle 20 ha visto la tragica fine di Alberto Borsoi, imprenditore 52enne di Spresiano, morto nello schianto con la sua moto contro un guardrail lungo la provinciale 248, la strada schiavonesca a Nervesa della Battaglia. Uno schianto terribile, la cui ricostruzione è al vaglio dei carabinieri giunti sul posto assieme ai sanitari del SUEM. Il 52enne in sella alla moto dal centro di Nervesa stava andando in direzione Bidasio. Alla curva di fronte all'ex sede della Nervesa Moda Uomo però il motociclista è andato addosso al guardrail. Il mezzo è rimbalzato sulla strada mentre l'uomo è finito nel fossato. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i rilievi delle forze dell'ordine. Non è escluso che l'alta velocità abbia avuto un peso determinante nello schianto. È la seconda volta che le strade di Nervesa si macchiano di sangue in meno di una settimana. La notte tra sabato e domenica, infatti, la Pontebana è stata fatale al 18enne Cheikh Tidiane,
che è stato investito poco prima dell'alba e ha trovato la sua morte sul ciglio della strada. Ora questa nuova tragedia. Purtroppo dobbiamo dire che in questo momento questa catena ci vede un po' di sfortuna per questa serie di incidenti. Diciamo che anche in questo caso fortunatamente non sono rimasti coinvolti altre autovetture, altre persone. Purtroppo una persona che stava conducendo una moto ha avuto questa fuoriuscita di strada e quindi adesso le autorità competenti faranno le indagini per capire le motivazioni per cui è avvenuto questo incidente. E la notizia è piombata evidentemente su Spresiano, è piombata come un macigno. Qui con me ci sono il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, il vice sindaco Roberto Fava, che è anche consigliere delegato per la sicurezza stradale in provincia di Treviso, Antonello Rossi, presidente della Proloco di Spresiano. Spresiano che in questi giorni, che in queste ore sta ospitando, lo potete vedere, una delle manifestazioni principali, calici in piazza. Chiaramente questa notizia piomba anche su questa manifestazione. Sindaco Della Pietra, qui continuiamo a raccontare di tragedie che investono la comunità. Cosa devo dire? Sì. Ieri è piombata sta notizia, tra l'altro mentre stavamo qui facendo festa e siamo ancora provati. Alberto è una persona molto conosciuta in paese, la famiglia è molto conosciuta anch'essa e quindi sì, c'è stato un momento di smarrimento. Poi dopo, sai, adesso ci siamo trovati stamattina con praticamente tutta la maggioranza perché non sapevamo cosa fare stasera, perché effettivamente può sembrare una mancanza di rispetto magari andare avanti, no? con la manifestazione. D'altro canto sì, qualsiasi decisione venga presa è sempre una decisione sbagliata, è uno di quei casi in cui no, lose-lose, no? Io sono abituato al win-win e invece sto giro qua è così. Allora tra di noi abbiamo discusso un attimo, abbiamo pensato, sembrano frasi fatte, no? Ma abbiamo pensato a cosa avrebbe voluto, no? Alberto, e anche condividendolo anche con alcuni amici di lunga data qui che ci siamo visti prima, abbiamo pensato, ecco, di interromperla stasera nel momento dell'inaugurazione e di ricordare Alberto. D'altro canto c'è anche da dire che sì, bloccarla adesso avrebbe significato un po' il caos, perché ci sono 30-40 espositori, ci sono una serie infinita di persone che erano già attive, insomma magari avessimo avuto qualche giorno in più avremmo potuto anche così decidere, però credo che quello che è venuto fuori dalla riunione di stamattina sia la cosa più corretta. Il fatto comunque è che festa o non festa Alberto non c'è più e ci ha lasciato in moto, quindi sì, l'amarezza è tanta. Ecco, qui c'è anche Antonello Rossi che è presidente della Proloco. Il papà di Alberto è stato un presidente della Proloco, quindi anche per questo c'è questa difficoltà umana del tutto comprensibile. Esatto, buongiorno a tutti. Intanto giustamente conoscevamo Alberto come ragazzo e la famiglia, il papà Francesco, e siamo stati 2 ore prima della tragica notizia. Una persona squisita, un bel rapporto, e ci siamo tutti stretti alla famiglia. Giustamente, come ha detto il nostro sindaco Marco Della Pietra, ci siamo consultati, abbiamo valutato e con massimo rispetto procediamo alla nostra manifestazione. E è chiaro che non si poteva, con tutto quello che abbiamo lavorato, a dire sospendere tutto. Quindi ci sarà un momento di ricordo, come Sicuramente sì, tra tutti noi c'è un momento di ricordo. Purtroppo sono cose che non dovrebbero succedere, però in gran parte dico non abbiamo parole. Grazie a voi.
Grazie a lei Presidente. Roberto Fava, non ci sono mai parole sufficienti per commentare questa scia di sangue che anche in quest'estate 2024 caratterizza le strade della Marca, le strade del Veneto, tanti troppi incidenti con esito mortale. Prima nel servizio di Nicola Zanetti si ricordava che solo nell'ultima settimana sul territorio comunale di Nervesa della Battaglia ci sono stati 2 incidenti, il primo domenica mattina all'alba che è costato la vita al 18enne. È ancora tutto da chiarire anche quell'episodio, ma insomma rimaniamo sempre sulle strade della Marca e le parole sono sempre meno. Sì, guarda, qualche giorno fa abbiamo presentato i dati dei primi 7 mesi, 35 vittime, 1241 feriti, tra cui molti anche gravi. Sono in linea purtroppo ahimè con i dati anche dello scorso anno. Il mese di agosto tra l'altro si sta confermando, come purtroppo succede ogni anno, come un mese in cui c'è un picco di queste mortalità, di questi incidenti. Sono sempre una sconfitta. Io ogni volta che devo commentare una vittima sulla strada dico che è una sconfitta di tutti, perché non facciamo mai abbastanza per rendere persone consapevoli di tutti i rischi che si corrono circolando per strada, e quindi questo è l'appello che continuiamo a fare, intensificando l'attività della formazione, intensificando le campagne di sensibilizzazione. Non possiamo fare altro che cogliere anche queste tragiche occasioni per ricordare a tutti che dobbiamo essere più consapevoli nell'andare per strada in maniera lucida, in maniera attenta, perché il fattore umano purtroppo è quello che sta alla base di ogni sinistro, e noi lo dobbiamo limitare con la nostra consapevolezza, non c'è altro da fare. Grazie Roberto Fava, grazie Sindaco della Pietra, grazie Presidente Antonello Rossi, Presidente della Proloco. Un appello, quello di Fava, che arriva ovviamente in un sabato da bollino nero per la circolazione stradale. Per il momento Marta da Spresiano è tutto, con Renato Capoia ti restituisco la linea. Grazie Cristian, torneremo poi ancora a parlare purtroppo di tragedie della strada, ma ora ci chiede la linea da Abano Terme la nostra Valentina Visentin con Cristian Roque Allende per un'altra vicenda. Ve lo annunciavo in apertura, quello che sembrava un suicidio in realtà non lo è, si tratta dell'ennesimo femminicidio nella nostra regione. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Si è consumato qui in questa casetta che vedete alle mie spalle l'ennesimo femminicidio che è stato tentato di far passare per il suicidio. Si è consumato qui nella notte tra l'1 e il 2 agosto di un anno fa, del 2023, quando un uomo, Eric Zorzi, 42enne camionista, che ora è stato arrestato e si trova in carcere da marzo con l'accusa di omicidio, ha chiamato il 118 dicendo che la moglie era chiusa in bagno e non rispondeva. Quando i medici sono arrivati hanno trovato la donna, Nicoletta Rotaru, 37 anni, esanime, con una cintura legata al collo, ma è stato troppo facile far buttare giù quella porta del bagno, un particolare che i medici del 118 hanno riferito ai carabinieri che erano arrivati qui sul posto e che insomma in un primo momento credevano si trattasse di un suicidio, ma poi quello che è emerso è stato ritrovato nel cellulare, è stato proprio il cellulare di Nicoletta Rotaru a raccontare con un audio incredibile quanto è accaduto quella notte, a ricostruire gli attimi lunghi di quello che invece di essere un suicidio era un omicidio, perché la donna da tempo in crisi con il marito, tanto che alcuni vicini avevano anche riferito di averli sentiti litigare, da tempo registrava gli insulti e le continue minacce verbali ma anche fisiche che il marito le faceva, e anche quella notte quando era tornata aveva acceso il registratore ha fatto sentire così il rumore del trascinamento del corpo, della cintura, del tentativo di smontare la porta e poi rimontarla facendola sembrare chiusa dall'interno. Un audio che è stato appunto sequestrato dai carabinieri e che ora i magistrati useranno il prossimo 17 settembre, quando è prevista l'udienza preliminare nei confronti di Eric Zorzi, il 42enne, appunto ex il compagno della donna, compagno da cui lei si voleva separare. Stava per
rifarsi una vita con le sue 2 bambine, aspettava solo il contratto a tempo indeterminato per poter trovare una nuova casa dove poter vivere libera finalmente dall'ex compagno, e invece è stata uccisa in un modo davvero brutale, e per un anno è stato fatto credere che lei invece si fosse suicidata. Un caso analogo a quanto è accaduto a Padova nel maggio di quest'anno, del 2024, quando un altro uomo, Andrea Favero Avegonza, aveva ucciso la compagna Giada Zanola gettandola dal cavalcavia a pochi metri da casa, e anche in quel caso aveva cercato di farlo passare per un suicidio, ma era crollato davanti ai carabinieri poche ore dopo il delitto. Ma c'è anche un altro triste precedente nella provincia di Padova, risale al 2006, quando il medico padovano Luca Capuzzo, di recente scomparso, aveva ucciso la moglie Elena Fioroni con delle iniezioni di etere nella vasca da bagno della sua abitazione. Anche in quel caso il medico aveva cercato di far passare l'omicidio della moglie per un suicidio, ma era stato arrestato pochi giorni dopo dalla squadra mobile di Padova. La conta dunque dei femminicidi nel padovano si allunga, con il nome di Nicoletta Rotaru, 37enne, uccisa qui, e un delitto che ha sconvolto Abano Terme, e abbiamo sentito pochi minuti fa il sindaco Federico Barbierato che ricorda a tutte le donne che stanno subendo violenza che qui ad Abano c'è uno sportello. Io restituisco la linea e vi lascio con le parole del sindaco di Abano. È una brutta giornata oggi per Abano Terme, il primo caso di femminicidio nella nostra città. Siamo scioccati, sgomenti, e il primo pensiero primo va ai familiari naturalmente della povera donna, e naturalmente l'attivazione di tutti quei servizi sociali di aiuto e di accompagnamento che abbiamo prontamente attivato. Ci sono 2 bambine molto piccole, insomma, che adesso come servizi sociali voi dovrete seguire. Ti ripeto, siamo già attivi su questo tema. Noi qua ad Abano abbiamo anche uno sportello antiviolenza rivolto alle donne in difficoltà da parecchi anni, che riceve e raccoglie le testimonianze delle donne che lamentano problemi familiari. È gratuito, è riservato, opera con molta professionalità in collaborazione col Centro Antiviolenza di Padova. Questo purtroppo non è bastato a evitare questa brutta tragedia. Alla luce di questa brutta storia, di questo ennesimo femminicidio, se la senti di fare un appello, insomma, alle donne di Abano per ricordare che c'è questo servizio che le può venire in aiuto? Noi questo è un servizio che offriamo da parecchi anni, e purtroppo ci sono aumenti di persone, di donne che arrivano a cercare aiuto, e noi le aiutiamo. Abbiamo un lavoro di team che facciamo con forze dell'ordine e soprattutto i nostri uffici di servizi sociali sul territorio, che sono molto attivi, e l'appello è che in qualsiasi caso di difficoltà familiare le donne possano fare riferimento a questo importante servizio che garantisce l'anonimità e anche la riservatezza, e anche un aiuto concreto di carattere psicologico, legale, anche di aiuto dei nostri servizi territoriali. Ed una donazione al telefono rosa di Treviso in memoria di Vincenza Saracino, la donna uccisa a coltellate 1 mese e mezzo fa da un uomo che non ha ancora un nome e un volto. Il marito di Vincenza ha voluto che i fondi raccolti al funerale della moglie andassero a sostenere proprio le donne vittime di violenza. La raccolta fondi in memoria di Vincenza Saracino, la 50enne uccisa a coltellate a Canizzano il 2 luglio scorso, è andata a favore delle donne vittime di violenza. L'ha deciso il marito, che con la famiglia ha voluto donare quanto raccolto al funerale di Vincenza al centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Un gesto di generosità accolto con commozione e gratitudine dal centro. Per noi sono molto importanti, non per sé la quantità dei soldi che ci arrivano, ma per il gesto che viene
viene fatto, perché questo ci spinge a migliorare sempre più i servizi che facciamo all'interno del centro antiviolenza e quindi a dare anche un maggior sostegno alle donne. Certo serve anche un grande cambiamento culturale, però forse proprio anche da questi gesti che avvengono sempre di più in questi ultimi anni, forse qualcosa si sta muovendo in questo senso. Una donazione che lancia anche un messaggio di speranza, ma anche un sostegno concreto alle attività messe in campo ogni giorno dal Telefono Rosa di Treviso per aiutare le donne vittime di violenza. Tutte le donazioni sono importanti perché chiaramente i finanziamenti che noi riceviamo dalla Regione e dallo Stato per le attività del centro antiviolenza non sono elevati, mentre noi nel nostro servizio abbiamo professioniste, psicologhe, avvocate e operatrici all'accoglienza specializzate proprio nel seguire le donne vittime di violenza. Ad oltre un mese e mezzo dall'efferato delitto, l'assassino di Vincenza è ancora in libertà. Le indagini continuano, ma al momento il killer della donna non ha ancora un nome né un volto. Secondo gli inquirenti si tratta di una persona che sicuramente conosceva bene la cinquantenne e che forse, ma le analisi sono ancora in corso, potrebbe aver lasciato delle tracce del suo DNA sulla bici o sul luogo del delitto. E non si ferma in queste ore la scia di dolore per i morti in montagna. L'ultimo a perdere la vita è stato un giovane di 26 anni che nella serata di ieri è precipitato dal sentiero Tivani in comune di Val di Zoldo, proprio sotto gli occhi dell'amico che lo accompagnava. Ha perso la vita a soli 26 anni Giorgio Allegri, Ravennate, mentre assieme ad un amico stava percorrendo il sentiero Tivan che dal rifugio Coldai in comune di Val di Zoldo si estende in un anello alle pendici del versante sud-est del monte Civetta. Erano circa le 18 di ieri quando la persona che lo accompagnava in evidente stato di shock ha allertato la centrale del SUEM dopo aver visto il giovane precipitare dal sentiero e ruzzolare tra salti di roccia per circa 150 metri. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha individuato il luogo dell'incidente e ha calato l'equipe medica che ha subito constatato le gravissime condizioni del 26enne per poi issarlo a bordo dell'aeromobile e trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Pieve di Cadore, dove purtroppo si è spento accanto ai medici che hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Classe 1998, Giorgio Allegri, laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, si era da poco trasferito per lavoro ad Anversa, in Belgio, e si trovava sulle Dolomiti per trascorrere le vacanze assieme ad un gruppo di amici. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Ravenna, che lo ricorda attraverso le parole dell'assessore allo sport e della Federazione Italiana Nuoto, poiché Allegri, esperto pallanotista, era stato capitano della Pallanuoto Ravenna, società che oggi non ha saputo trovare le parole per descrivere il dolore di questa perdita. E un'altra tragedia, sempre sulle Dolomiti, è quella che si è verificata ieri pomeriggio a Vigo di Cadore, dove un uomo di 60 anni, originario del Trevigiano di Mareno di Piave, ha perso la vita mentre stava effettuando un'escursione in sella alla sua e-bike. È finita in tragedia, quella nata in origine come una normale gita tra amici. Sono le 9:30 quando la centrale del SUEM 118 viene allertata da alcuni ciclisti che hanno visto precipitare un loro compagno dalla strada silvopastorale che collega la frazione di Pignea a Vigo di Cadore con la cima del Monte Tudaio. Claudio Berno, 60 anni, di Mareno di Piave, stava scendendo la tortuosa mulattiera a bordo della sua e-bike quando in prossimità di un tornante la bicicletta si sarebbe piantata, forse per un errore di manovra o a causa del terreno dissestato, sbalzandolo e facendolo precipitare nel vuoto per una quindicina di metri nel ghiaione sottostante. Impossibilitati a raggiungerlo, i compagni hanno subito dato l'allarme vedendo che l'uomo giaceva immobile e non rispondeva ai loro richiami. Sul posto è quindi intervenuta la squadra del soccorso alpino di Centro Cadore con l'ausilio dell'elicottero Falco 2 che ha provveduto a calare con il verricello l'equipe medica per prestare le cure urgenti all'uomo, apparso cosciente in prima battuta seppur in condizioni gravissime dovute ai traumi riportati. Imbarellato e issato a bordo, Claudio Berno ha cominciato ad aggravarsi durante il tragitto verso l'ospedale e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita. Diciamo che una caduta di questo tipo
crea dei danni interni al di là della conformazione del terreno, quindi si innescano delle energie molto importanti, per quello che bisogna fare la massima attenzione, avere la massima attenzione nei tratti più pericolosi. Il dolore in via della Vittoria a Mareno di Piave, dove l'uomo resideva assieme alla moglie Sabrina, che alla domanda di che tipo di persona fosse Claudio Berno ha voluto rimarcarne l'amore e la passione per lo sport. Sportivo, dinamica, era sempre in bici, sia prima in montagna, a piedi, Una passione testimoniata anche dalle parole di un vicino di casa. Passione, tennis, così, certamente mi lascia sgomento questa notizia. Berno, che di lavoro era agente di commercio per un'azienda del settore chimico con sede a Milano, è l'ennesima vittima della montagna, luogo che può dare al pari di quanto può togliere e che deve essere sempre affrontato con la massima cautela e preparazione. Il monito dei soccorritori, che ricordano l'importanza della prudenza anche a fronte della crescente popolarità del ciclismo nel territorio delle Dolomiti. Bisogna avere la massima attenzione nella fase di discesa, perché si raggiungono velocità anche importanti e il fondo è sconnesso, quindi bisogna avere un'ottima preparazione sia fisica che mentale nell'eseguire le manovre. Chiediamo di fare attenzione e laddove nei tratti più ripidi magari scendere e accompagnare la bicicletta, onde evitare cadute che potrebbero purtroppo trasformarsi in casi veramente gravi o addirittura mortali. Ed è stato trovato senza vita il corpo di Levin Wajtuszat, lo studente tedesco di 25 anni che il 9 agosto scorso era scomparso mentre stava percorrendo in solitaria la via del Centenario che va da Como fino a Fonteverica sul Gran Sasso. Il ragazzo fino a poche settimane fa abitava a Padova, dove era impegnato nel progetto Erasmus che lo aveva portato a studiare alla facoltà di Scienze Forestali. Le ricerche sono state lunghe e difficili perché il 25enne era partito da solo. Alla fine il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un dirupo. E c'è anche un'altra notizia che ci arriva dalla montagna, una disavventura, questa volta fortunatamente a lieto fine, ed è quella che vede protagonista nel Basso Feltrino un ragazzo di 24 anni di Vedelago, colto da malore durante un'escursione, ma che ha avuto la prontezza di spirito di trascinarsi fino ad un vallone dove è stato recuperato lo zaino, dove ha recuperato lo zaino per bere e lì ha atteso l'arrivo dei soccorsi. Il giovane era impegnato nell'Alta Via degli Eroi tra Sette Ville e Serenna del Grappa. Dopo l'allarme dato dai genitori che avevano chiamato il 118 e non avevano più notizie dal figlio dal giorno prima, il cellulare era risultato irraggiungibile, i soccorritori del soccorso alpino si sono subito attivati e sono riusciti alla fine ad individuare il giovane e a portarlo in salvo. Il giovane è ferito, ha un sospetto trauma alla colonna e ieri sera è stato portato all'ospedale Cafoncello di Treviso. E torniamo ora alla cronaca degli incidenti stradali, perché ne avevamo parlato prima nel corso del collegamento con il nostro Christian Arboit. Da Spresiano è stata una strada, la Pontebana, quella appunto dove si è verificato anche l'incidente di ieri sera a Nervesa della Battaglia, che è stata funestata da numerosi incidenti stradali, compreso quello costato la vita domenica scorsa ad un 18enne originario del Burkina Faso che è stato travolto da un'auto mentre si trovava probabilmente disteso a bordo strada. Ebbene, ieri in procura è stata sentita l'infermiera che è indagata appunto per questo incidente. La procura sarebbe indirizzata verso l'archiviazione, ma sentiamo. Avvocato, ci può dire qualcosa dell'interrogatorio? Qualsiasi cosa, ho durato anche tanto. Immaginiamo se sotto shock, no? Questo l'hai già detto. Non ci rilascia una dichiarazione su come è andato l'interrogatorio? No.
Irremovibile l'avvocato Mauro Crocetta dopo l'interrogatorio della sua assistita da parte del pubblico ministero Michele Premugnan. E questo nonostante la procura sia indirizzata ad archiviare l'accusa di omicidio stradale nei confronti dell'infermiera di Susegana, che per prima domenica mattina ha chiamato i soccorsi nel vano tentativo di salvare la vita a Cheikh Tidiane Bans, il 18enne del Burkina Faso, investito poco prima lungo la Ponte Bana nel tratto da Spresiano verso Ponte Priula. Un interrogatorio iniziato poco dopo le 10:30 in procura a Treviso è terminato con lo scoccare del mezzogiorno. Un incontro con l'indagata fortemente scossa per quanto accaduto e con forti sensi di colpa per non aver potuto fare di più per quel giovane. Un'ora e mezza dove la donna ha raccontato la sua versione a partire dal suo percorrere alle 5 del mattino la Ponte Bana alla guida della Clio sotto ai limiti di velocità consentiti in quel rettilineo. Davanti a lei 2 veicoli che ad un certo punto avrebbero scansato qualcosa percepito a stento nel buio della notte. Mossa che avrebbe fatto anche lei per poi accorgersi che quella cosa era il corpo di un giovane uomo con la testa fracassata. Per questo, nell'agitazione del momento, imboccando la piazzola del vicino distributore, avrebbe preso un cordolo di cemento che le avrebbe distrutto gomma e cerchione anteriore destro. Per la procura la morte del giovane sarebbe la somma di condizioni negative che hanno portato a quella che si potrebbe definire dunque una tragica fatalità. Infatti, nonostante le analisi tossicologiche debbano ancora essere formalizzate, l'autopsia di ieri avrebbe indicato la forte presenza di alcol nel corpo del giovane che, va ricordato, aveva passato il sabato a Jesolo e la nottata in una discoteca di Spresiano. Poi il tipo di investimento che indica chiaramente come il giovane fosse seduto o addirittura disteso sull'asfalto, molto probabilmente in stato di incoscienza e per questo difficilmente individuabile a causa del colore scuro della pelle, dei vestiti e del buio in quel tratto di strada. Nel frattempo la salma di Cheikh Tidiane Bans è stata restituita ai familiari e con tutta probabilità sarà trasportata in Francia, dove il giovane risiedeva e dove vivono i genitori. Tutto questo per i funerali che al momento non sarebbero ancora stati fissati. E sono ancora disperate le condizioni del giovane motociclista coinvolto ieri pomeriggio in un gravissimo incidente stradale a Baone nel Padovano. Il 23enne si è schiantato contro un'auto ed il guardrail ed ha perso una gamba e un braccio. Uno schianto potentissimo che ha fatto sbalzare il motociclista prima sull'asfalto e poi sul campo lungo la carreggiata. Grave incidente a Baone lungo la strada provinciale 89 che collega la frazione di Riva d'Olmo con Cinto Euganeo. Un 23enne in sella ad una moto proveniente da est si è schiantato contro un'auto che arrivava dal senso opposto di marcia. Nell'impatto violento il giovane che risiede a Sant'Urbano ha perso un braccio ed una gamba che sono stati tranciati di netto. Sul posto è arrivata la polizia locale di Este che ora sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Il 23enne Centauro è stato portato in alisoccorso all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono molto gravi. Illeso ma sotto shock il conducente dell'auto che si è scontrato contro la moto. Ed ora dalla nostra redazione di Vicenza gli aggiornamenti sulla scomparsa dell'ereditiera svanita nel nulla da Madrid. Le ricerche avevano portato nei giorni scorsi a Cogollo del Cengio. Il mistero della scomparsa di Anna Maria Henao. Se le ricerche del suo corpo nel Vicentino restano sospese, la vecchia via del Costo a Cogollo del Cengio nel frattempo è stata riaperta dopo il sopralluogo degli inquirenti italiani, spagnoli e statunitensi. Il caso è tutt'altro che concluso. Un vero e proprio giallo internazionale di cui parlano i media internazionali, europei e americani. Chissà parli, insiste il legale della famiglia di Anna rivolgendosi ai giornalisti. A Cogollo infatti si sospettava la presenza di un complice del marito serbo che arrestato in Florida per rapimento della moglie quarantenne e fortemente indiziato anche della sua definitiva scomparsa. La coppia di imprenditori informatici che viveva in Florida si stava separando con il patrimonio comune ancora da dividere. La donna che aveva chiesto il divorzio intanto si era spostata in Spagna, a Madrid, da un'amica, ma a febbraio aveva improvvisamente fatto perdere le sue tracce. Esisterebbero prove schiaccianti verso il marito a partire dai dati del GPS della sua auto, ripresa anche dai circuiti di videosorveglianza che dalla Spagna ha indugiato anche nel Vicentino nel suo viaggio verso Belgrado. Più volte sarebbe passato proprio in questi boschi verso l'altopiano. L'ipotesi più accreditata è che dopo aver ucciso la moglie l'uomo l'abbia rinchiuso il corpo in una valigia poi sparita. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di fauna selvatica. Ieri vi abbiamo parlato dell'allarme cinghiali nel territorio vicentino, una presenza in crescita che preoccupa soprattutto gli agricoltori, devastando le colture. Oggi vi raccontiamo la storia di un agricoltore, l'ultimo nella zona di Altavilla Vicentina, proprio perché gli altri hanno abbandonato questa campagna vista la difficoltà, la difficile convivenza con i cinghiali. Sentiamo quindi Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina con l'agricoltore Francesco Fusari. Nelle campagne del Vicentino è allarme cinghiali, soprattutto in questo periodo in cui l'uva è matura, siamo prossimi alla vendemmia. Io adesso sono in compagnia di un agricoltore, Francesco Fusari, siamo nella zona sotto i Colli Iberici ad Altavilla Vicentina e proprio per le problematiche relative ai cinghiali il signor Fusari mi dice di essere rimasto uno degli ultimi agricoltori qui della zona. Di questa zona sicuramente, perché da qualche anno il problema cinghiali è molto sentito e attaccano più o meno tutte le colture. Prima dal mais, poi ai cereali, ai vernini e adesso in questa stagione ovviamente è stagione dell'uva e quindi attaccano, si nutrono dell'uva quasi matura. Ecco, ci può mostrare i danni che fanno i cinghiali? Eccoli qua, potete vedere chiaramente i grappoli sono mangiati. Tutto il vigneto è in queste condizioni. E lo scorso anno si è verificata una situazione più o meno analoga? Lo scorso anno era analogo, cioè analogo nel senso che il danno è stato del 100%, non abbiamo raccolto assolutamente niente in questo vigneto. Quest'anno se va avanti così sarà la stessa cosa, perché l'uva non è ancora perfettamente matura, ma sarà matura fra una quindicina di giorni, quindi altri 15 giorni di cinghiali e il danno si vedrà ancora di più. Ecco, la difficoltà è anche trovare delle colture che... Certamente, perché loro i cinghiali intendo, sono animali onnivori, mangiano di tutto, quindi quando hanno fame si adattano a mangiare qualsiasi cosa. Allora anche nel grano, che quest'anno ha avuto dei danni consistenti per allettamento, perché loro quando il grano è alto ci vanno dentro e fanno le loro scorribande, quindi ti rullano praticamente il grano che non lo puoi più raccogliere. Peggio che peggio quando si tratta di mais, loro sono particolarmente golosi del mais, infatti in questa zona il mais non si coltiva più. Ecco, lei diceva ci orienteremo verso altri tipi di... Allora, sì, stavo pensando, ho già incominciato 2 anni fa con l'erba medica, cioè ovviamente è una coltura che si taglia più volte all'anno, quindi il danno è meno sentito, insomma, perché loro anche lì entrano, fanno danni per allettamento, però dopo si taglia e la pianta ricresce, ecco, in quel senso. Io ringrazio il nostro ospite, l'avete sentita, questa è la situazione dei coltivatori, zona Colli Iberici, Altavilla Vicentina. E tra poco ci dovremo collegare per continuare a parlare di fauna selvatica con la nostra Vanessa Banzato, che si trova ad Asiago, alle prese Asiago, l'intero altopiano, con la presenza del lupo. Ma intanto torniamo alla cronaca per registrare l'ennesimo furto, è quello che si è verificato l'altra mattina a Cozzuolo di Vittorio Veneto. Sono stati davvero attimi di terrore quando 4 individui con il volto coperto da passamontagna hanno cercato di sfondare la porta di una casa. Dentro c'era una bambina di 10 anni ancora a letto, che ha avuto la prontezza di spirito di scrivere un messaggio WhatsApp alla nonna che vive proprio accanto. Sentiamo. Come può succedere in una cittadina tranquilla come Vittorio Veneto, che alle 9:30 di mattina 4 uomini passamontagna vogliono entrare a casa mia, che la porta della mia abitazione è a 5 metri dalla strada principale.
ci rende tutti sconvolti. Cozzuolo di Vittorio Veneto, via Adamello. 4 uomini incappucciati tentano di entrare in questa bifamiliare, prima forzando un balcone, poi cercando di sfondare la porta alle 9:30 del mattino, mentre la piccola di casa, una bambina di 10 anni, è ancora a letto. La mamma ci racconta l'accaduto. Lei e il marito sono al lavoro, i 2 figli più grandi sono usciti. La ragazzina, approfittando delle vacanze, resta a letto. I nonni abitano nella stessa casa, la porta accanto, e la aspettano per la colazione. La bambina sente i colpi forti alla porta ed ha la prontezza di non andare a vedere, ma scrive allarmata un messaggio alla nonna chiedendo aiuto. La donna si affaccia e li vede in 4, stanno armeggiando davanti alla porta, urla e poi chiama i carabinieri. I ladri intanto scappano dileguandosi tra le vigne. Forse, ma è un'ipotesi, prima di tentare il colpo avevano anche narcotizzato i cani. Non hanno abbaiato come fanno quando passano i ciclisti, abbaiano. In quel momento non hanno abbaiato. È la quinta volta che in questo borgo fanno irruzione e sono anche entrati. Lo shock è tanto, non è la prima volta che in questo quartiere si vedono i ladri, ma in pieno giorno, in maniera così spregiudicata, fa davvero paura. Chiudo taverna, chiudo il cancello dove vado dentro con la macchina, perché veramente ho paura. Forse è stata una parola di troppo a far scattare la rissa, ma quello che è successo ieri davanti a Carità di Villorba ha dell'incredibile tra i conducenti di un furgone Doblò e di una 500 che sono venuti alle mani. Erano circa le 4 di pomeriggio quando un 64enne a bordo di una 500 ha urtato un Doblò condotto da un uomo di 59 anni. Dopo la constatazione amichevole è però scattata una violenta lite. Il 59enne avrebbe spinto l'altro signore a terra con una mossa di Kung Fu. Nel litigio l'uomo ha rimediato la rottura dell'omero e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Naturalmente sull'accaduto poi stanno indagando le forze dell'ordine. C'è anche un'altra emergenza in questa torrida estate ed è quella relativa alle truffe che vedono sempre più frequenti gli anziani, ma non solo. Famosa è la truffa dello specchietto, ma non c'è solo quella. È arrivata ora in queste ultime giornate anche la cosiddetta truffa del pennarello. Ecco dunque che cosa è accaduto ieri mattina alla collega giornalista Cristiana Sparvoli, peraltro candidata sindaca a Carbonera, che è stata inseguita da Lancenigo fino a Spresiano. Sentiamo. Qui aveva fatto uno sghiribizzo nero, ma di qualcosa mi deve aver battuto, perché ho sentito qui mi aveva fatto come un sghiribizzo nero, no? E io ho subito messo il pollice, si è cancellato in 2 secondi e lui ha capito. Io quando gli ho detto adesso lo chiamo i carabinieri, perché io l'ho sentito proprio il tonfo, l'ho sentito. Evidentemente mentre io passavo dal finestrino mi ha lanciato un sasso, poi ha visto che non mi sono fermata e mi è venuto dietro, hai capito? Una disavventura a lieto fine è quella capitata a Cristiana Sparvoli, collega giornalista, che si è vista prendere di mira da un truffatore che prima le ha lanciato un sasso contro l'auto, poi vedendo che non si fermava le ha addirittura corso dietro per svariati chilometri, da Carità di Villorba fino a Spresiano. A quel punto l'ha affiancata in parcheggio e quando Sparvoli è scesa lui l'ha approcciata. Io lo guardo un po' perplessa, scendo e questo mi dice: signora, non si è accorta che ha toccato un'altra macchina, uno con una portella nera, una 500 nera? Dico, no, guarda, io non ho visto nessuna 500 e non mi sono accorta di nulla. Non mi ha sentito il botto? Come si dire, avresti dovuto sentirlo. Io fatto finta di niente, ho detto no, però guardo subito su questa fiancata e vedo che c'era un bel segnaccio nero abbastanza lungo e lui dice: non lo vede, guardi che danno che gli ha fatto. Dico no, guardi, ci ho messo sopra un pollice e subito questo, come si vede qua, questo segnaccio è venuto via. A quel punto, alla minaccia di chiamare i carabinieri, il tipo si è dileguato e il consiglio dunque per tutti rimane sempre lo stesso.
stare attenti perché sembra così, però di fatto ti colpiscono mentre stai attraversando la strada. Non ho capito come hanno fatto a lasciarmi quel segnaccio nero sulla portiera. E c'è anche un'altra truffa, questa volta telematica. Finge sui social di essere una donna ucraina in difficoltà economiche ed è riuscita a spillare, pensate, alla vittima ben 20.000 euro. Attraverso i canali social fingeva di essere una donna ucraina in difficoltà economiche dovute alla particolare situazione sociopolitica dell'Ucraina. Invece era un truffatore che aveva trovato un modo per spillare soldi, in questo caso complessivamente quasi 20.000 euro, con la tecnica del romance scam. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per truffa aggravata, in particolare attraverso l'utilizzo di profili social e di messaggistica. A partire dal mese di febbraio, fingendo di essere una donna ucraina, è riuscito a farsi consegnare ingenti somme di denaro da parte della vittima, oltre 10.000 euro in varie occasioni tramite pagamenti elettronici, dicendo di aver bisogno di quei soldi per far rientro in Italia. Inoltre l'uomo, spacciatosi poi per il fratello della donna in vari incontri di persona, è riuscito a farsi consegnare la somma contante di oltre 8.000 euro. Ma all'ennesimo appuntamento di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Vicenza, insieme alla vittima che infine si è convinta a sporgere querela, si sono presentati anche i carabinieri in borghese, che hanno tratto l'indagato in arresto nel momento in cui stava verificando la consegna della somma di denaro per un totale di 3.000 euro. E torniamo ora a parlare di fauna selvatica. Abbiamo in collegamento da Asiago la nostra Vanessa Banzato per un focus in particolare sul lupo. A te Vanessa, buongiorno. Buongiorno Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Un focus particolare sul lupo, in realtà un focus nello specifico su questa sperimentazione che dovrebbe partire a breve tra i comuni di Torre Belvicino e Arsiero di allontanamento del predatore attraverso l'utilizzo di fucili che sparano questi pallettoni in gomma. Una sperimentazione che però solleva qualche perplessità soprattutto tra i sindaci dell'Altopiano. Perché? Perché ovviamente l'Altopiano è uno dei territori più vasti del Veneto e non solo, e ci sarebbe qualche problema, ecco, per avviare questa sperimentazione. Ma prima di sentire il sindaco che è con me di Asiago, Roberto Rigoni Stern, chiedo di lanciare il servizio in cui appunto si spiega proprio come dovrebbe funzionare questo allontanamento con questi pallettoni di gomma del lupo. Al via gli interventi di allontanamento del lupo con pallottole in gomma. Si parte in via sperimentale da Arsiero e Torre Belvicino dopo il parere favorevole arrivato dal Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto e ISPRA su richiesta della Polizia Provinciale di Vicenza, alla luce del numero preoccupante di predazioni riscontrate da inizio anno sul territorio. Si tratta di poter utilizzare, come avevamo richiesto, questi che sono dei proiettili di gomma per poter dissuadere quelli che sono gli atteggiamenti confidenti del lupo nell'avvicinarsi agli allevamenti, alle malghe e alle abitazioni. La Polizia Provinciale potrà operare e sparare con i proiettili di gomma, quindi non ci saranno ferimenti verso i lupi, ma semplicemente la volontà di allontanare questi lupi dal territorio che si intende difendere. Interventi che devono essere attuati in territori delimitati e che prevedono una procedura ferrea. È necessario verificare la presenza costante del lupo in un'area e i punti di passaggio nei pressi di allevamenti per procedere con metodi di dissuasione. Installate già le fototrappole nei perimetri specifici delle località indicate, studiate le abitudini del lupo, sarà possibile solo agli agenti della Polizia Provinciale adeguatamente formati intervenire. Vengono messe delle fototrappole per vedere i movimenti dei lupi, gli avvicinamenti, più o meno capire gli orari e quando si avvicinano. Dopodiché viene fatta questa valutazione e vengono organizzati dei turni H24. Se si incontra il
lupo in questa zona verrà fatta la dissuasione. Nel Vicentino si conta la presenza di circa 10 branchi che grosso modo corrispondono ad un'ottantina di lupi. A preoccupare è il rischio di un incremento numerico non sostenibile dal territorio. Pertanto, come avviene per altre specie selvatiche, la provincia chiede che venga definito anche un carico massimo di presenze in base alle possibilità dell'area geografica di riferimento. Come avviene per tutti gli animali selvatici, un territorio non può sopportare una crescita infinita di questi animali. Attraverso uno studio con gli uffici competenti, con delle persone competenti, definire qual è il massimo carico di lupi che il territorio della provincia di Vicenza può sostenere. Insomma, abbiamo sentito, c'è questa sperimentazione in partenza, c'è però anche tutta una serie di paletti da rispettare e siete molto perplessi voi come sindaci dell'altopiano sulla possibilità di attuare questo allontanamento? Ma di questa situazione, di questa tecnica, avevamo parlato anche col ministro Pichetto Frattin quando è venuto a fine luglio qui ad Asiago in un lungo colloquio che abbiamo intrattenuto con lui. È chiaro che è una sperimentazione che da un certo punto di vista lascia il tempo che trova, se consideriamo tutti le centinaia di ettari che noi abbiamo qui sul territorio dell'altopiano, però proviamo, vediamo, cerchiamo di capire se questo può essere un deterrente per il lupo cosiddetto confidente. Noi abbiamo suggerito delle misure più drastiche che sono in grado di essere inquadrate nell'ambito dei piani di contenimento o addirittura nel trasferimento meglio del lupo in altre zone che naturalisticamente possano essere più idonee ad accogliere questo predatore. Penso ad esempio ai parchi naturalistici dove si sviluppano delle zone meno antropizzate, dove c'è meno economia. Noi dobbiamo considerare che l'altopiano ha l'alpeggio più vasto d'Europa, quindi è evidente che un allevatore che porta i suoi capi di bestiame in montagna non dovrebbe avere l'onere anche di accudirli in modo tale da subire il danno di queste predazioni. C'è una grande esasperazione da parte dei nostri allevatori, ma c'è anche una grande consapevolezza che finché non ci saranno delle misure urgenti e drastiche per poter risolvere questo problema, ci dovrà essere sempre maggiore attenzione nell'accudimento del bestiame. Ecco, lei infatti ha usato il termine esatto, l'esasperazione dei malghesi. L'abbiamo riportata questa esasperazione in tanti nostri servizi quando abbiamo proprio intervistato e sentito i diretti interessati. Certo è che loro si appellano alla politica locale, quindi a voi amministratori, a voi sindaci, si appellano alla politica nazionale e soprattutto si appellano alla politica europea, ma anche voi sindaci avete le mani legate alla fine. Sì, ma abbiamo le mani legate, ma come le ha il ministro, perché nel corso, dicevo, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, il ministro ha fatto chiaramente riferimento ad una normativa molto molto pregnante, molto forte, di carattere europeo, che lega le mani anche al ministro stesso, il quale dovrà andare a discutere di questo tema a livello europeo per poter ottenere la degradazione del livello di protezione di questo animale da super protetto a protetto. Allora in questo caso potranno essere intraprese delle scelte che non hanno quale obiettivo quello dell'eliminazione fisica del lupo, ma del contenimento, della gestione, del migliore supervisione affinché questo possa evitare di avvicinarsi agli animali e anche alle persone. Ecco, quindi crediamo che questo sia un problema che debba essere risolto dalla politica a livello sovracomunale, che non ci siano bisogno di slogan o comunque di soluzione tampone, ma che ci sia bisogno di una presa di coscienza delle grandi difficoltà e delle grandi problematiche che i territori vasti come il nostro stanno attraversando. La vede come una soluzione tampone lei questa? Ma questa fa parte di un protocollo di gestione del lupo. Certo che pensare che l'utilizzo di questi proiettili di gomma avvenga da parte degli agenti di polizia provinciale vorrebbe dire anche capire quale organizzazione la provincia vuole dare a questo tipo di rimedio, che vuol dire monitorare il lupo e mettersi a presidio delle aziende agricole o delle malghe dove ci sono questi capi di bestiame che possono essere appetibili per il lupo. Quindi trovo che sia veramente una misura molto difficile da attuare nel concreto, però questa è una mia valutazione. Speriamo che ci siano delle soluzioni più drastiche, più capillari che possano risolvere a monte questo problema.
Insomma, Marta, hai sentito, una questione molto complessa per cercare di venire incontro alle necessità e alle esigenze anche di chi sta tenendo vivo l'altopiano, ovvero proprio i malghesi. Io però ne approfitterei, visto che ci troviamo nel cuore di Asiago, Marta, ti rubo ancora qualche istante perché la piazza è allestita, perché questa sera ci sarà uno spettacolo del tutto particolare. Sì, noi in controtendenza rispetto a chi fa le notti bianche, questa notte spegniamo le luci per fare una notte nera, cioè noi lavoriamo attorno al buio, al fascino del cielo illuminato dalle stelle, dalla luna, e per fare le osservazioni delle stelle in diretta dall'osservatorio e la conferenza astronomica qui dalla piazza di Asiago, e attorno al buio creiamo tutta una serie di eventi che sono suggestivi, che mettono in risalto la bellezza del buio e come dire, sensibilizzano verso il tema dell'inquinamento luminoso. Credo che sarà una serata bellissima, tra l'altro quindi molto caldo, c'è moltissima gente ad Asiago, come c'è stata in tutta questa estate così bella, così ricca di eventi, e crediamo che questo sia un evento da proporre in una logica di sensibilizzazione ambientale dei nostri ospiti che verranno a migliaia per poterlo assistere. Ecco che si lega perfettamente dunque anche con il tema con cui abbiamo iniziato questo collegamento, ovvero la questione ambientale, la questione del lupo e la questione del rispetto dei vari pascoli che si trovano sull'altopiano. Da Asiago, Marta, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato per questo collegamento e al sindaco di Asiago. Noi ora dalla località di vacanza sull'altopiano scendiamo ad un'altra località di vacanza, Cavallino Treporti, capitale del turismo plein air, purtroppo però per una notizia tragica, quella con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, ed è quella del gravissimo incidente che si è verificato ieri sera in via ha costato la vita ad una coppia di turisti tedeschi. Vedo che abbiamo in collegamento in diretta la nostra Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Qui ci troviamo proprio a poco distante da via Fausta, all'interno del campeggio dove i due turisti tedeschi ieri sera hanno perso la vita in sella al loro scooter, travolti da un'auto all'interno della quale c'era una famiglia mestrina, turisti di 66 anni che avevano iniziato proprio da pochissimo, da circa un giorno, a trascorrere le loro vacanze all'interno qui del campeggio, il camping Cassavio. Poco fa siamo riusciti a parlare con il direttore della struttura, che ci ha detto che appunto i due avevano iniziato da pochissimo le loro vacanze, erano arrivati qui con il loro camper, lo scooter era di loro proprietà, se l'erano portati dietro proprio per poter girare nella zona di Cavallino, che sembra loro conoscessero già abbastanza bene, perché non era la prima volta che trascorrevano qui le loro vacanze, e quindi ora è rimasto tutto lì nella piazzola proprio come l'hanno lasciato. Erano andati con lo scooter a trascorrere qualche ora al mare, e quando sono stati appunto travolti ieri sera poco dopo le 19 lungo via Fausta. Ora il direttore del camping ci ha detto che stanno aspettando che si facciano vivi alcuni parenti, non ha ancora saputo dirci se avessero dei figli oppure no, comunque stanno aspettando dei familiari proprio perché vengano qui a prendere gli effetti personali e poi facciano anche rientrare i corpi dei due turisti appunto tedeschi che però vivevano a Monaco. Ecco, quello che doveva essere l'inizio di una vacanza per riposarsi e godersi le vacanze si è invece trasformata in una tragedia, in un dramma in cui questi due turisti, marito e moglie, hanno perso la vita qui proprio all'inizio della loro vacanza. Se non ci sono domande, io qui da Cavallino Treporti restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie, buon lavoro. Noi restiamo nel veneziano con la cronaca giudiziaria per tornare a parlare dell'inchiesta Palude sulle tangenti che ha scosso il Comune di Venezia, perché ieri è stata la giornata del secondo interrogatorio fiume dell'ex assessore Renato Boraso.
Seconda giornata di interrogatorio in procura a Venezia per l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, arrestato con l'ipotesi di reato di corruzione e unico tra gli indagati ancora in carcere, quello padovano, da un mese. È arrivato poco prima delle 11, uscito verso le 17. Non rilascio dichiarazioni, scusate. Il suo legale ha ribadito quanto già detto ai nostri microfoni telefonicamente nelle scorse ore, di non voler rilasciare alcuna dichiarazione fino al termine dell'interrogatorio, che con tutta probabilità sarà la prossima settimana con il terzo round. In questo momento preferiamo non fare dichiarazioni e aspettare, farci sentire, confrontarci con i pubblici ministeri. Boraso è chiamato a rispondere di 12 episodi di corruzione che lo riguardano, relativi a destinazioni d'uso di aree commerciali, un parcheggio a ridosso dell'aeroporto di Venezia e trattative immobiliari di vario genere. Operazioni per le quali si sarebbe appoggiato a società immobiliari da lui controllate, facendo favori in cambio di mazzette. Nella vicenda rientra anche la vendita di Palazzo Papadopoli al magnate orientale Kwong, anche lui indagato, con base d'asta progressivamente ribassata da parte dell'imprenditore, dell'area dei Pili di proprietà del sindaco di Venezia Brugnaro, indagato a sua volta. Lunedì scorso, le prime 8 ore di fronte ai PM Baccaglini e Terzo, Boraso le ha dedicate a un'introduzione generale per contestualizzare la sua attività di amministratore pubblico e di mediatore immobiliare. In questi interrogatori invece si entra nello specifico. Intanto è stata accolta l'istanza dell'avvocato Pauro, quindi Boraso potrà ricevere la visita del figlio in carcere come richiesto, che con buona probabilità sarà nel fine settimana. A Carmignano di Brenta, ora, dove è stato scoperto l'autore di un atto di vandalismo durante la manifestazione estiva serale. Il baby vandalo ha appena 16 anni. Ha appiccato il fuoco nel bagno chimico installato in paese in occasione della manifestazione culturale estate carmignanese Le Fiamme, dopo aver bruciato rotoli di carta igienica. Il vandalo, autore della bravata, però è stato incastrato da una fototrappola posizionata dall'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta ad inizio estate. È un 16enne di Grantorto. Il ragazzo, armato di accendino, è stato ripreso dalla fotocamera la sera del 29 luglio mentre si aggirava vicino ad uno dei 3 bagni chimici posizionati nell'area di Via del Donatore. Le fiamme hanno danneggiato la struttura e sono intervenuti i vigili del fuoco. Ora per il minorenne è scattata la denuncia ai carabinieri. Grazie all'installazione di queste nuove fototrappole siamo riusciti a identificare i ragazzi che hanno commesso questo bruttissimo gesto. La nostra proposta come amministrazione comunale sarà quella di convocare i genitori e coinvolgere i ragazzi in percorsi educativi che facciano capire a loro l'importanza del bene comune, della nostra comunità e soprattutto del senso civico che un cittadino fin da piccolo deve avere. Il 16enne quella sera era insieme ad un gruppetto di amici e pochi giorni dopo c'era stato un altro atto vandalico. Un bagno era stato imbrattato e anche in quel caso i vandali, tutti giovanissimi residenti in paese, sono stati scoperti. Controesodo e ultime partenze dei vacanzieri di fine agosto. Quella di oggi è una giornata segnata dal bollino nero sulle strade ed autostrade del nord-est. Dovrebbe essere l'ultimo sabato da bollino nero a nord-est, l'ultimo di un'estate incandescente anche sul fronte della mobilità. Decine di migliaia di turisti che si metteranno alla guida, soprattutto per il rientro dai luoghi di villeggiatura, ma non mancheranno i nuovi vacanzieri. Sulla rete di autostrade Alto Adriatico la previsione è di 182.000 transiti, con ben 26.000 ingressi solo alla barriera dell'Isert. Occhi puntati sulla 4, in particolare sul tratto maledetto tra Veneto Orientale e Marca Trevigiana, dove si viaggia a 2 corsie. Sarà comunque un sabato molto difficile, soprattutto molto caldo, perché la situazione è questa: mancano infrastrutture e quindi quando mancano infrastrutture poi fai fatica anche a reggere questi numeri. Dalle autostrade alle arterie ordinarie il copione non cambia, si prevedono picchi di traffico sulla Treviso Mare, in Feltrina e su tutta la viabilità dalla montagna, i soliti coni di bottiglia sparsi tra Cadore e Longarone direzione Pian di Vedoia. Altra sorvegliata speciale a sud, la solita Romea, dove i flussi maggiori si prevedono verso Piove di Sacco e il Padovano. Così il sindaco di Rosolina che lancia un appello. Siano fatte veramente le cosiddette partenze e gli arrivi
presenti, perché tra l'altro noi sabato registriamo un altro grosso boom di arrivi. Abbiamo la polizia stradale che sta facendo un bel lavoro del commissariato di Rovigo, della postale di Rovigo, per mantenere la sicurezza e per snellire il flusso. E sono intanto ripresi i lavori sul Fadalto per il ripristino della viabilità interrotta dopo la frana di oltre un mese fa. L'ultimo tavolo a cui avevamo partecipato assieme ad Autostrade ANAS indicava come data termine lavori all'incirca fine agosto, i primi di settembre. E ora noi speriamo insomma che queste scadenze siano rispettate. È ottimista il sindaco di Vittorio Veneto. Se non sarà per agosto, saranno i primi giorni di settembre quelli buoni per la riapertura della statale Alemagna sul tratto del Fadalto. Strada chiusa da 12 luglio, causa frana, che ha messo in difficoltà la comunità che vive e lavora su un tratto di strada un tempo vitale per la circolazione da e verso il Bellunese, poi caduta in disgrazia una volta aperto il prolungamento dell'autostrada fino al Pian di Vedoia. Ed è proprio sul tratto autostradale che il sindaco si è subito impegnato per alleviare il disagio dei residenti, per un'esenzione che si protrarrà finché non sarà riaperta la statale. E poi però se dovesse esserci ogni volta l'esigenza che la strada verrà chiusa o per lavori di manutenzione o per lavori strutturali come abbiamo detto prima, ci sarà comunque la possibilità con Autostrade di poter usufruire in modo gratuito dell'autostrada. Ma come c'è riuscita? Perché l'autostrada è un mastodonte, come è riuscita a combinare? No, qui devo dire che c'è stata la sinergia e la collaborazione assolutamente dell'assessore De Berti, quindi assolutamente ringrazio il vicepresidente della Regione Veneto per l'intervento che ha fatto rispetto al Ministero delle Infrastrutture. Effettivamente forse questa volta più di sempre si è sentita l'esigenza di dare delle risposte agli utenti e ai residenti che abitano nella zona del Fadalto. Ricordiamo che ci sono tantissimi utenti che transitano tra il Bellunese verso Vittorio Veneto e viceversa, che da Vittorio Veneto vanno a lavorare ad Alpago e nel Bellunese. Per questo, sottolinea il sindaco, riapertura in fretta sì, ma con lungimiranza per evitare che il disagio si ripeta. E quindi più delle altre volte questo intervento dovrà essere strutturale e quindi porterà via ancora del tempo, immagino. Anche il comune con la regione però pensano ad un'altra soluzione, ovvero a delle gallerie artificiali a protezione della viabilità, come già esistono per il tratto ferroviario. Noi abbiamo già partecipato a una prima commissione via in cui è stato un po' presentato il progetto, che è un progetto, ricordo, di circa l'importo di 49 milioni di euro, sarà fatto in 3 stralci. Il primo stralcio non partirà non fra molto, indicativamente posso dire fra 1 anno e mezzo, 2, adesso ancora i tempi non lo sappiamo, però l'idea è quella appunto di fare dei lavori strutturali con delle gallerie e delle barriere paramassi che siano definitive. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Ci chiede la linea da Falzè di Trevignano il collega Christian Arboit sul posto per una serie di furti che stanno creando non poca preoccupazione tra la popolazione. A te Christian, buongiorno di nuovo. Buongiorno di nuovo a te Marta, anche da parte di Renato Capoia. Abbiamo cambiato ovviamente scenario, siamo a Falzè di Trevignano, l'ennesimo raid di furti, questa volta ai danni di abitazioni. Siamo all'interno di una delle case abitate nella serata di giovedì tra le 21 e le 22. E qui siamo in via Puccini e qui con me c'è Giovanni Frassetti che è proprietario di questa abitazione. Che cosa è successo? Niente, la sera tra mercoledì e giovedì, tra le 9 e le 10, io ero al mare con le ragazze e niente,
d'un colpo mia moglie credo sia andata a fare una passeggiata solita che fa la sera e al ritorno, prima di andare a letto, si è accorta della sorpresa all'interno della camera. Non abbiamo sentito niente, abbiamo dei cagnolini e tutto, ma non abbiamo udito e sentito niente. I ladri si sono introdotti al primo piano da una di quelle finestre? Sì, dalla finestra quella in fondo, era così come la vedete adesso, l'hanno solo aperta, da quello che ci dicono i carabinieri, l'hanno forata con un trapano e si sono aperti la maniglia e hanno fatto quello che dovevano fare. Quindi sono entrati nell'abitazione mentre sua moglie era fuori con il cane sostanzialmente, esatto. Quindi significa che qualcuno magari la stava spiando. È quello che ci preoccupa più di tanto, perché siamo pedinati, controllati e non sappiamo niente, non vediamo niente, perché la sera non è che vediamo macchine strane o cose strane e tutto qua. Purtroppo molto probabilmente l'hanno controllata, è quello che ci ha un po' scombussolato tutto. E senta, cosa le hanno portato via? Ci hanno portato via un po' di ricordi affettuosi, perché sia cose delle bambine, i ricordi del battesimo, che quello ci dispiace tanto, e un po' di collane mie, tanta roba della moglie, non c'è rimasto quasi più niente, insomma. Quindi ricordi di famiglia, però non si sono fermati qui, perché sono andati anche, possiamo magari avvicinarci. Sì, sono andati anche da mio padre che abita là a fianco, non so da dove siano passati, si sono intrufolati dall'altra parte e sono saliti anche da mio padre nel terrazzo. E lui stava guardando la TV come al suo solito, tranquillo, beato. Sono saliti nei gradini che vedete laggiù in fondo, sono arrampicati sulla ringhiera e sono entrati anche da lui. Lui, ignaro di tutto, ha visto qualche movimento giù, qualche luce su e giù, però non ci ha fatto caso più di tanto, forse quello è stato anche un bene. Che sia successo così e basta. Lui si è accorto che c'era qualcuno in casa? Lui ha visto delle luci nel pianerottolo giù, ma pensava fossero i miei nipoti dall'altra parte e non ci ha fatto caso, perché solitamente la sera magari andiamo di là a trovarlo, a vedere come sta così, e non ci ha fatto caso, amen. Si è solo accorto una volta che mia moglie è andata di là con il carabiniere e si è accorto della sorpresa anche lui che c'era in camera. Parliamo di un uomo di 86 anni. 86 anni, sì, che abita da solo, tra l'altro. Ecco, e poi i ladri hanno visitato anche la casa che si trova. Esatto, sono andati 3 abitazioni su 40 metri, sono passate tutte e 3. Un raid vero e proprio. Allora, l'ennesimo raid che vi dobbiamo raccontare in questi giorni di autentica follia da questo punto di vista. Marta, per il momento è tutto. Da Falzè di Trevignano con Renato Capoia ti restituisco la linea. Grazie Cristian, a te buon lavoro. Noi ora cambiamo decisamente argomento, restiamo però in zona, perché andiamo a Montebelluna. Qui con me il nostro ospite Dino Bottin, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi, presidente dell'ente Palio di Mercato Vecchio di Montebelluna. Palio della città di Montebelluna, conosciuto ai più, no? Sì. Come il Palio di Mercato Vecchio. Allora, un'edizione diciamo che ormai sta per entrare nel vivo, si comincia con le prime cose mercoledì, no? Per poi arrivare al clou domenica con il palio dei carri, è vero e proprio, insomma la corsa dei carri, che tra l'altro ricordiamo anche quest'anno Antena 3 manderà in onda in diretta a partire dalle 13:30. Allora Presidente, quali sono le caratteristiche di questa edizione 2024 del Palio? Allora, io sono un presidente in interim come di nomina e mi è doveroso ringraziare il mio presidente precedente Nicola Palumbo per non l'ottimo, lo strepitoso lavoro che ha fatto in questi anni. E il Palio di quest'anno, come da mandato, io mi sono soffermato particolarmente su sviluppare il Palio nella sua tradizione e nel territorio, quindi abbiamo abbracciato tutto il territorio di Montebelluna ed è per questo che promuoveremo la cucina del Montello all'interno della tensostruttura. È per questo che promuoveremo, stiamo facendo, lo faremo anche proprio con la diretta domenica, dove dedichiamo proprio una parte all'imprenditoria, alle eccellenze del territorio montebellunese, e quindi dal settore del vitivinicolo piuttosto che quello dello sport system e quant'altro. Ecco, poi ci saranno alcuni effetti speciali, comunque viene mantenuta nella sua tradizione il Palio, che
che vi invito tutti a seguirlo perché è un momento di sport, vorrei dire estremo, perché con queste temperature salire 2 chilometri con un carro da 380 kg in salita, direi che questi nostri ragazzi, che sono tanti, è dell'orgoglio di questo palio perché coinvolge 497 atleti giovani, coinvolge quindi anche poi i supporti di questi giovani, quindi è bello, veramente bello. Ecco, insomma ci vuole anche un bel fisico, li stiamo vedendo qui nelle immagini, no? Insomma, non il mio, non è cosa da poco. No. Ma allora, per chi non conoscesse il palio di Montebelluna, vuole proprio raccontarci esattamente in che cosa consiste la corsa, insomma, vera e propria, la gara alla fine? Perché adesso il palio, vi invito anche a venire anche sabato per chi ama queste gare, perché sabato c'è il quinto palio femminile e le signore, le ragazze, le donne sono veramente in gamba. Quindi partecipano anche le donne. Le donne, abbiamo 11 contrade che sabato pomeriggio si sfideranno dopo le prove di qualifica della parte maschile e faranno un percorso più ridotto, cioè si fermeranno alla chiesa di Santa Maria in Colle, ma sono di una carica che solo a vederle a spingere merita di venirle a vedere. Invece la domenica apriamo, sempre di sabato vi invito a venire sabato mattina fino al primo pomeriggio a vedere il mercato di una volta, perché anche qua è una rivocazione con un mercato, con tutte le 11 contrade che esporranno e sarà anche qualche sorpresa che viene a visitare il mercato storico di Montebelluna. Poi vi dicevo, domenica invece partiremo alle ore 15 con una sfilata enorme, perché abbiamo tutti i pagli che si sviluppano nel nostro territorio e la rappresentanza anche del Palio di Feltre, che anticiperà la sfida fra le contrade che ogni anno hanno proprio con i temi storici sulla sfilata. A seguire sto lavorando insieme al mio gruppo anche per fare una piccola sorpresa, un onore con un carro apripista, comunque lo faremo partire se non riusciamo a avere le forze dell'ordine del territorio, proprio perché stiamo parlando di territorio, quindi è anche giusto ringraziarle. E questo carro apripista dove daremo anche immagine e anche un momento di gloria ai nostri ragazzi che atleticamente magari non erano pronti per spingere il carro durante la gara e quindi hanno anche il loro momento di spingere questo carro fino su al Mercato Vecchio. In quel momento avremo questa rivocazione storica anche di un sorvolo aereo dell'aeroporto della Fondazione Jonathan Collection di Nervesa della Battaglia, che ringrazio tantissimo Giancarlo Zanardo per la sua collaborazione, e sarà un momento toccante a mio avviso. Poi ci sarà la gara alle 5, quindi le 11 contrade si sfideranno per decretare chi avrà vinto il palio di Montebelluna della sua 34esima edizione. Ecco, dicevamo insomma il carro è anche bello pesante, il tragitto non è proprio corto, no? Le condizioni meteo che voi stiamo vedendo in questi giorni non peseranno parecchio, perché un conto è correre con una temperatura fresca, sono 380 kg di un carro, a correre in salita con dei tratti che anche ai ciclisti diventa dura in bicicletta. Immaginate spingere questo carro con 380 kg e magari con una temperatura e un momento anche di umidità un po' pesantina, è chiaro che è difficile. Ecco, noi siamo organizzati, state tranquilli, i ragazzi sono tutti controllati dal punto di vista medico e comunque abbiamo un supporto medico lungo il percorso, direi bello tosto, ecco, quest'anno. Certo, perché poi non dobbiamo dimenticare, lei ne accennava prima poco fa, dietro queste manifestazioni c'è anche una grandissima macchina organizzativa sotto tutti i punti di vista. Non si deve organizzare solo lo spettacolo, ma si deve organizzare anche tutto quello che ci sta dietro, certo. No? Tante cose, sono coinvolti tantissimi volontari. Ecco. Di abilità, volontà, di sicurezza, no? Tutto quant'altro, pronti a intervenire. La gara, come è successo negli ultimi anni, se succede anche un malore del pubblico, viene bloccata, viene sospesa, dobbiamo fare il soccorso. Ecco. Tu il soccorso lo fai se sei organizzato bene, se tutti i particolari li hai visti, sei tenuto conto di tutte le difficoltà e quindi della storicità di questo palio, perché anche per dire nella sua semplicità, se il sabato pomeriggio
Il palio femminile mi sta portando parecchia gente a Montebelluna, tanta l'anno scorso, è ovvio che dobbiamo essere pronti a gestire quella situazione, perché quando ti trovi in mezzo a tantissime persone la tua qualità, la tua professionalità non sono solo le immagini che poi rimangono e sono bellissime per l'amor del cielo, ma sta anche in come organizzi, e su questo io ringrazio tantissimo i volontari, perché torno a ripetere, immaginatevi, sono tanti, sono centinaia, ecco, per far fuori e risolvere tutti gli aspetti e i punti. Ringrazio fanno fatica i ragazzi, no? Ma fanno tanta fatica anche tutti quelli che stanno dietro le quinte. Tanta, no? Credetemi, tanta che la sera sono tutti rilassati, poi se tutto va bene, per amore del cielo, ma sfiniti, ma anche soddisfatti, ecco, perché questo è il compleanno della città di Montebelluna e vogliamo che lo sia tale, che sia una festa bella, serena, umile nei suoi aspetti, ma che torniamo a casa tutti contenti e soprattutto in salute, ecco. Ecco, vogliamo un po' ricordare anche quella che è la storia di questa manifestazione, come nasce, quali sono le radici, perché poi lei all'inizio diceva avete voluto proprio cercare il più possibile di mantenere quelle che sono le tradizioni. Abbiamo proprio cercato di mantenere le tradizioni perché tutto nasce, no? Ed ecco perché anche tanti si chiedono come mai la sfilata parte dal Mercato Vecchio e scende verso il centro e non segue il percorso dei carri. Allora i carri e il loro intervento dimostrano che stanno portando la merce sopra il colle, invece la sfilata va a dire quel momento storico in cui il mercato da sopra il Mercato Vecchio è stato trasferito in centro, perché per esigenze di ampliamento sicuramente degli spazi da mettere a disposizione proprio, guarda caso, del territorio, dei prodotti che venivano dal territorio. Quindi nella sua storicità, anche per quanto concerne questo palio, è proprio la capacità che hanno queste contrade che lavorano mesi per fare la sfilata. Voi la vedete un attimo e se per caso piove neanche la potete vedere, perché non la possiamo fare per tutti i reparti che loro hanno costruito e anche qualcuno anche storico, e sempre per tornare a quel tema di prima della sicurezza, cioè se ho una situazione di condizione meteo avversa non posso far sfilare bambini piuttosto che genitori con questi costumi tipici proprio del fine 800 e degli inizi del 900. Ecco, merita di essere vista la sua storicità e va sempre ringraziati i Sese che sono partiti tanti anni fa, proprio quindi quel primo palio del 1990, che hanno sfidato attorno a un tavolo in una osteria di Montebelluna, che hanno deciso di dare vita a una manifestazione che doveva essere proprio, guarda caso, nella sua natura un momento di festa e di unione di tutti i cittadini di Montebelluna e il suo territorio, e che di fatto è diventato una tappa importante, ecco, non solo per Montebelluna ma anche proprio nella provincia di Treviso, per non dire anche del Veneto, insomma, di questo palio. Se volete, anche per capire il palio, vi invito ad andare alla Villa Pisani a Biadene, al Museo Meve, dove abbiamo allestito proprio la storia del palio, proprio con i suoi drappi, quindi troverete una veramente bella rappresentazione di cosa è l'arte in questi 34 anni in esposizione in una sala dedicata presso il Museo di Villa Pisani. Quindi storia e cultura, insomma, storia che vanno veramente di pari passo, che vanno veramente a braccetto. Si diceva dunque di questa volontà proprio di mantenere viva la tradizione, di coinvolgere l'intero territorio, anche per far sì che questo palio diventi un po' quello che è il volano anche dell'economia e del turismo, no? del territorio, perché chiaramente è molto sentita dai montebellunesi questa manifestazione, ma non solo, sono davvero in tanti che vengono anche da fuori. Vengono anche da fuori, e proprio quest'anno col 34esimo palio partiamo anche proprio con una collaborazione con l'IPA di riferimento del territorio, quindi con Montello Travel, cioè leghiamo il palio proprio al suo territorio anche con chi poi dal punto di vista istituzionale, qui ringrazio tantissimo per la collaborazione il suo presidente nonché sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, perché collaborando insieme fra istituzioni, fra realtà già presenti, ed è l'obiettivo di questo palio, o perlomeno è l'obiettivo in quello che posso fare io in questo anno, è di stare in rete, di fare sinergia, di collaborare fra settori, perché se
riusciamo a collaborare tutti assieme spingiamo per il nostro territorio, le eccellenze presenti nel Monte Bellunese, ma non solo nel nostro Monte Bellunese, ma chiaramente io in questo momento quello è il mio territorio, riusciamo a avere una forza anche proprio per promuovere turisticamente in giro per il mondo le eccellenze che ha un territorio che magari altri non hanno. Mi spiace, ma io voglio bene alla mia città, voglio bene il mio territorio, perché abbiamo di tutto, ecco. E questo palio, insomma, diventa davvero una vetrina, no? Di quelle che sono le bellezze. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Dino Bottin, presidente dell'ente Palio di Montebelluna. Vi ricordo quindi l'appuntamento per domenica 1° di settembre dalle 13:30, anche con la diretta sulla nostra emittente, che seguirà appunto tutta la manifestazione, dalle fasi preparatorie del primo pomeriggio sino poi alla corsa vera e propria. Grazie allora ancora a Dino Bottin. Noi continuiamo ora a parlare di tradizioni popolari e dal Veneto attraversiamo davvero tutta l'Italia, arriviamo fino in Calabria, perché domani trasmetteremo in diretta, in una collaborazione ed un gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria, la Varia di Palmi, un'antichissima e partecipata festa del paese appunto calabrese. Vediamo. Tira piano piano casca sau, questa è la Varia di me non mi da sau, vai, tira piano piano casca sau, non ti preoccupare cavolao. L'Italia è bella proprio per questo, perché in ogni luogo, in ogni territorio, quindi non in ogni regione, ma in ogni area d'Italia ci sono delle peculiarità particolari. Peculiari come la Varia di Palmi, 600 anni di storia per un evento dichiarato patrimonio UNESCO nel 2013. La Calabria chiama e il Veneto risponde, perché le tradizioni non hanno confini. Ecco il senso di questo gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria, raccontare una manifestazione dalle radici lontane, nate per celebrare a Palmi l'Assunzione della Madonna e accompagnata dal fervore e dalla devozione della folla. Una manifestazione religiosa che sta nella storia, scritta nel XVII secolo, quando in tutta Europa nascevano queste feste religiose nelle quali il popolo intendeva avvicinarsi sempre più al Padre Celeste e costruiva queste macchine meccaniche fatte artigianalmente, dove il più in alto cercavano di portare appunto un'animella o di portare la Madonna all'Assunzione più vicino al Padre Celeste, più vicino a Dio. A fine 800, inizi 900, un palmese costruì la caratteristica macchina conica alta 16 metri che attraversa il paese e dove a bordo trovano posto i figuranti, dagli apostoli agli angeli, dal Padre Eterno all'animella. L'animella è questa bimba che sta in cima ai 16 metri e viene portata nel momento della scasata, cioè del colpo di cannone, per la via principale di Palmi tra centinaia di migliaia di persone. Dalle 17:45 di domenica in diretta su Antenna 3, un evento ricco di tradizione, fede, arte e cultura. Un messaggio a tutti i telespettatori, permettetemi anche ai calabresi, e sono tantissimi, sono veramente migliaia nel Veneto. Seguiteci su Antenna 3 Nord-Est, vi divertirete perché abbiamo messo in piedi una bellissima manifestazione, un bellissimo evento con una regia mobile con 10 telecamere, ci saranno delle radiocamere, ci sarà un drone che sorvolerà le enormi piazze e quindi ci mostrerà ogni momento, e al momento della scasata ci sarà anche una piccola camera sotto l'animella che ci farà godere tutto il percorso. Vi aspettiamo numerosi domenica sera. O sparo di cannoni, Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci, buon pomeriggio.